Eccoli qua. Allora abbiamo l'archeologo Mauro Perra, eccolo qua, e poi Carmen De Lu, anche lei archeologa, e tra Buonasera. l'altro magari molti di voi che hanno visitato Nuraghe l'hanno riconosciuta perché è di là che ve lo spiega, ve lo descrive e fa parte della cooperativa. Ok, Mauro, a te la parola così saluti un po' le persone che si stanno collegando. Intanto grazie per avermi invitato a questo show, come dice l'immagine che c'è nel computer. Sì. Abbiate pazienza, un'avvertenza ai naviganti. Abbiate pazienza perché io con la tecnologia mi sono fermato alla scheggiatura delle selci, per cui dovete pazientare, insomma. Per il resto cercherò di fare il mio dovere stasera. Io prima di iniziare e do subito la parola all'archeologa Carmen De Logu, voglio dire una cosa, ti voglio ringraziare tantissimo, già prima di iniziare ti voglio ringraziare per aver accettato questo mio invito perché ho letto diverse tue cose nei miei limiti, logicamente, perché non sono un archeologo, però ho letto diverse tue pubblicazioni e sono una goccia di quello che tu hai scritto nel corso della tua carriera e dei tuoi studi. E quindi sono davvero onorato di averti qui, così come altre persone, anche tu fai parte di quella cerchia di persone che per me sono su un altro livello, cioè di studio, di conoscenze, quindi sono davvero onorato di averti qua. Detto questo, allora, passo la parola a Carmen perché andiamo a parlare del nuraghe Olza. E così vi faccio dire da Carmen in che zona siamo della Sardegna, perché in realtà non tutti, per me è famosissimo come nuraghe, però non tutti sanno dov'è. Quindi, Carmen, buonasera a te. Ci puoi Buonasera a raccontare voi. in che zona siamo oggi a raccontare di questo bellissimo complesso nuragico? Allora, anche io prima di tutto voglio ringraziare te per averci contattato e Mauro per aver accettato il nostro invito. Sì. Sì, io diciamo che orgogliosamente vi parlerò di Nolsa, sono molto affezionata perché non sono di Meana, però sono del territorio, quindi legatissima al territorio. Diciamo che l'area archeologica che oggi andremo a presentare nasce tantissimo tempo fa. Poi il professor Perra ci parlerà nel dettaglio proprio di quello che diciamo è accaduto nell'arco di 25 anni, perché la cooperativa di cui faccio parte gestisce da sempre questo sito, ma ancora prima ancora di che Nolsa risorgesse. Io faccio questa definizione, poi scoprirete perché è stata fatta un'indagine in tutto questo territorio che in realtà è sempre stato poco conosciuto, da sempre, tuttora, forse perché non è facilmente raggiungibile. Comunque, Nolsa è stato costruito al centro della Sardegna perché Meana è un piccolo borgo di circa 1700 abitanti, ha un'altitudine circa di 600-580 metri sul livello del mare, però ha un vasto territorio. Il suo territorio confina con appunto la maggior parte dei paesi proprio che stanno nel centro della Sardegna, tra la Barbagia di Belvì e il Mandrolisai. C'è da dire che oggi è denominata Barbagia di Belvì, però tanto tempo fa era denominata Barbagia di Meana, proprio perché Meana era il capoluogo di questa parte di Barbagia. Tant'è vero che poi, giusto per accennare i tempi in cui fu insediata anche il territorio, ma ovviamente il periodo nuragico è ancora più lontano da questo, nel periodo romano Meana veniva chiamata Mediana perché stava proprio al centro. Al centro, probabilmente tra addirittura un collegamento che da Cagliari, Mauro mi confermerà, che da Cagliari portava a Olbia. Comunque, abbiamo un panorama molto bello perché nel dettaglio Nolsa è stato edificato molto in alto.
Di conseguenza questo territorio e questo paesaggio è possibile ammirarlo da sempre. Nolsa dominava e domina tuttora. Quello che noi oggi chiamiamo panorama e controlliamo da Nolsa, a suo tempo probabilmente era un controllo diverso del territorio. Però ovviamente dopo vi ho parlato di questa ricognizione dei primi anni 90, giusto Mauro se non sbaglio? 88-89. 88, quindi fine anni 80, Sì. poi ovviamente chi ne deve, ne può parlare solamente il dottor Perra. Ci vuoi far vedere? Tu so che hai delle slide, ci vuoi far vedere dov'è? Certo, Perché te lo dico perché abbiamo tantissime persone che ci seguono anche da fuori dalla Sardegna, così glielo facciamo vedere. hai ragione, ho rimosso che avevo queste Ecco slide. qua. Sì, Meana Sardo, quindi vedete, è proprio al centro quasi della Sardegna, il centro geografico è poco più spostato di questo Sì. centro, però Barbagia di Belvia e Mandrolisai sta proprio al centro e questa è tutta la provincia di Nuoro. Vedete, vi ho parlato appunto del territorio, Nolsa è proprio qua, al Ecco limite dov'è. tra le confine, non vi ho parlato dei confini, vi ho parlato solamente della Barbagia e del Mandrolisai, quindi Meana Sardo appunto confina con Azzara, con Samugheo sul versante ovest, con Laconi e anche con il Sarcidano, Sì. non solamente appunto sempre per il periodo di passaggio, con Gadoni, con Arizzo e con Belvì. Insomma, questi sono Ecco. i territori e questa è una foto che ci racconta e ci descrive proprio la sua maestosità. Questo è il versante Bellissima. verso il Monte Sant'Elia che supera i 1000 metri, quindi qua c'è il Gennargentu. Poi Sì. l'altro versante diciamo che è un dominio un po' diverso. Questo è Nolsa, ma non sveliamo troppo. Esatto. Ok, eccoci qua. Allora, oggi con il dottor Perra faremo un percorso, direi strepitoso, perché andiamo a toccare inizialmente quello che è stato il nuraghe Nolsa durante gli scavi, durante gli studi del dottor Perra. Poi passeremo a un altro argomento, cioè il significato del Nolsa nel panorama sardo, e termineremo sempre con il dottor Perra il significato del Nolsa riferito a un contesto più ampio, quindi quello mediterraneo. Quindi io direi proprio una vera e propria quasi lezione interessantissima sia per chi studia e fa archeologia e anche per i super appassionati che gli piace entrare un po' più nei dettagli e capire un po' di storia. Ok, io passo la parola dottor Perra, così iniziamo a parlare di questo fantastico sito del Nuraghe Nolsa. Bene, direi che dobbiamo tornare indietro di quasi 25 anni perché eh, la stagione degli scavi nel nuraghe Nolta, che peraltro era già conosciuto anche dal canonico Spano, che nella seconda metà dell'Ottocento fece una visita al Nolza. La storia degli scavi comincia nel 1994 con una splendida giornata di sole di febbraio. C'era un freddo terribile, però era una giornata soleggiata e mi consegnarono questo nuraghe che quando lo vidi nella sua imponenza, nonostante i crolli che lo mascheravano, che lo seppellivano, a dire il vero mi spaventai, ero un po', sicuramente più giovane di quanto non sia adesso, e non ero alle prime armi, però l'imponenza di quello che i mianesi certe volte chiamano ziunolza in forma di rispetto mi ha un po', diciamo, spaventato. Gli scavi sono cominciati appunto nel 94, sotto la mia conduzione sono terminati
in pratica nel 2001, quasi un decennio di indagini archeologiche incentrate proprio sul monumento principale del territorio di Meana. Il nuraghe Nolza si trova a quasi 740 metri sul livello del mare, in una regione chiamata Sublanu, domina il territorio circostante e si trova nella fascia collinare pedemontana rispetto al massiccio del Gennargentu. Sta precisamente a sud-ovest del massiccio del Gennargentu. Quanto di più caratteristico di questo monumento è dato dal fatto che si trova in un territorio molto conservativo. Non a caso questo monumento si è conservato quasi, diciamo quasi intatto fino ai nostri giorni, fino a quando non ci ho messo mano io. È un monumento che da un punto di vista tipologico si presenta come un nuraghe quadrilobato, cioè con quattro torri. Quattro torri attorno a un cortiletto sopraelevato e a in questa immagine vedete il primo momento dello scotico, cioè abbiamo tolto l'erba e poco più. Per cercare di cominciare appunto con gli scavi. Dicevo, il monumento è quadrilobato, quattro torri di un bastione attorno a una torre centrale che svetta, oggi come oggi non raggiunge i 14 metri di altezza, e il monumento ha una sua storia. Cioè, se pensiamo ad altri nuraghi, che per esempio faccio l'esempio del nuraghe su Nuraghi di Barumini, anch'esso quadrilobato, no? È stato costruito in una prima fase e già pensato come un nuraghe quadrilobato. In realtà noi del Nolza, della sua prima fase insediativa, conosciamo ben poco. Perché? Perché in un secondo momento le fasi antiche sono state obliterate costruendo un nuraghe appunto di forma quadrilobata. La parte più antica volge a nord e a est con due torri ed è costruita con materiale locale, con materiale lapideo locale, che è lo scisto, uno scisto tenero, terribile, che è soggetto a degrado a causa degli agenti esogeni, quindi pioggia, gelifrazione, eccessivo soleggiamento e così via. Questa è la parte antica, la cortina nord e la cortina est, con le due torri che le collegano. Questa fase antica potrebbe essere datata sulla base di materiali che abbiamo trovato in discarica, cioè dei frammenti ceramici decorati in un modo particolare. Ecco, vedete la planimetria. Oh. Sì, non c'è problema. Ci siamo. Allora, la cortina nord è questa, in scisto, la torre F e la torre E sono in scisto, compresa la cortina est, che è questa. Poi in scisto è anche la torre centrale, qui vedete il cortile sopraelevato. Nella seconda fase costruttiva del nuraghe sono state aggiunte due torri
questa che vedete e quest'altra, e le cortine che le collegano, e sono state costruite con materiale completamente diverso dallo scisto, perché probabilmente i costruttori si sono resi conto che quella roccia era troppo tenera, magari facilmente lavorabile, però troppo tenera, troppo soggetta a degrado, e quindi l'hanno sostituita con materiale più resistente, cioè il porfido. Queste due torri che vedete hanno obliterato un nuraghe più antico, che noi non sappiamo più come fosse fatto, perché ci hanno costruito sopra. Nel momento in cui ci hanno costruito sopra, hanno aperto l'ingresso, che forse era originariamente nella cortina che volge verso sud, hanno aperto un ingresso nella cortina ovest. A parte queste questioni descrittive, vi ho parlato di fasi costruttive, cioè il primo momento in scisto, il secondo momento hanno costruito due torri in porfido e hanno aggiunto l'ingresso che portava poi al cortile sopraelevato, proteggendolo con questa struttura a semicerchio che ha creato un altro cortile interno, la corte G. Queste fasi non sono solo architettoniche, ma le abbiamo verificate anche con lo scavo archeologico, in particolare la torre F abbiamo scavato, il cortile, la torre centrale, la torre D, e poi successivamente a me si sono aggiunti altri scavi in questa torre che hanno confermato le fasi archeologiche di vita del monumento, che non sono poi così, non sono durate poi così a lungo. Se pensiamo che la prima fase può essere datata intorno al XV secolo a.C., sulla base della tipologia delle ceramiche, la vita nuragica nel monumento finisce fra la fine del XIII e gli inizi del XII secolo a.C. Questo sempre sulla base della datazione relativa basata sulle stratigrafie e sui reperti che abbiamo ottenuto, perché ancora al Nolza non abbiamo datazioni al C14 e spero che prima o poi si possano fare. Cosa interessa del Nolza? Abbiamo parlato del panorama, del paesaggio. È un paesaggio particolare, molto conservativo, in una Sardegna, in una zona centrale della Sardegna, dove con delle prospezioni di superficie abbiamo riscontrato la presenza di un sistema territoriale nuragico, compreso fra i territori di Meana Sardo e di Laconi. Voi sapete che al tempo nuragico non c'erano i distretti comunali come ce li abbiamo oggi, ovviamente, quindi non c'era questa separazione netta fra un territorio di Meana e un territorio di Laconi. Questo distretto territoriale, controllato dal caposaldo Nolza, che è il monumento più cospicuo da un punto di vista monumentale, era attorniato da una quindicina, 15-17 nuraghi meno complessi, cioè di forma un po' più semplice rispetto al nuraghe Nolza, in un territorio ampio circa 100 km².
questo distretto territoriale, in questo distretto territoriale il Nolza fungeva da centro politico, da centro più importante rispetto a tutti gli altri, che sono monumenti un po' più semplici da un punto di vista monumentale. Questo territorio era attraversato da una fitta rete di vie di comunicazione, quelle che oggi chiamiamo tratturi o strade di vie di penetrazione agraria, frequentate ancora oggi dai pastori e contadini di Meana e di Laconi, che si sono conservate fino ai nostri giorni e che hanno attraversato un periodo che va dal Neolitico recente, cioè dalla fase della civiltà della cultura di Ozieri, conservandosi e essendo riutilizzati in età nuragica, in età romana, poi finalmente nel Medioevo, ancora nell'Ottocento. L'immagine che avete veduto prima sono state pavimentate per il passaggio dei carriaggi. A fianco di queste vie di penetrazione che collegano tutti i nuraghi di questo distretto territoriale, abbiamo rinvenuto le tracce di abitati neolitici, la presenza di Domus Deianas, la presenza di menhir e statue menhir, e poi probabilmente sono state utilizzate anche dall'età romana fino ai nostri giorni. Questo cosa significa? Significa che il territorio di questo cantone nuragico, così come lo chiamava Giovanni Liliu, si è conservato fino a noi, ma ci regala l'immagine di un paesaggio pianificato, accuratamente pianificato. Per fare cosa? Per controllare i terreni, la terra produttiva, quindi le risorse e il territorio stesso. E questa, se vogliamo, è anche la funzione dei nuraghi, per quel che mi riguarda. Ovviamente molti potrebbero non essere d'accordo con questa mia interpretazione. Cosa significa questo? Pianificare un territorio. Significa concepire una civiltà nuragica, come stiamo verificando anche in altri territori, per esempio del Sarcidano. Vi faccio l'esempio del nuraghe a Rubbio di Orroli, così tanto per fare un esempio. Stiamo verificando che queste comunità nuragiche si organizzavano nel paesaggio, lo trasformavano a fini produttivi e avevano una concezione del territorio completamente diversa rispetto a quanto accade, per esempio, nella penisola o in altre zone dell'Europa. Cioè, al contrario di quanto avviene con altre organizzazioni territoriali, non c'è una concentrazione dell'insediamento. Cioè, a dire che non esiste, durante il periodo nuragico, una civiltà che possiamo chiamare proto-urbana, che sia la premessa per la formazione di vere e proprie città. I nuragici spargevano i loro insediamenti in maniera distribuita razionalmente sul territorio per sfruttare al massimo le risorse che questo stesso territorio poteva offrire. Quindi è una gestione razionale
del paesaggio, del territorio, trasformato da queste comunità. Vi ricordo che altrove abbiamo dimostrato che queste trasformazioni antropiche del paesaggio hanno lasciato delle tracce anche pesanti. Per esempio, vado al di là del Nolza, se mi permettete. Nel nuraghe a Rubiu di Orroli sono state fatte le analisi polliniche dei vari strati delle fasi di vita e di occupazione di questo nuraghe, e mentre nel XV-XIV secolo, quando costruivano il nuraghe, il monumento era circondato da un bosco soprattutto di querce e olivastri, 100 anni dopo, 70 anni dopo, il bosco quasi scompare. Perché? Perché lo hanno incendiato per creare delle radure dove coltivare cereali e legumi e dove far pascolare gli armenti. Quindi trasformazioni anche pesanti del territorio, del paesaggio. Pensate che dopo ancora 100 anni, sempre nel nuraghe a Rubiu, cosa succede? Che la scomparsa del bosco provoca l'erosione dei suoli e quindi un depauperamento delle capacità produttive del territorio. Questo per dire che l'intervento umano sul paesaggio, nella Rubiu come al Nolza, è stato abbastanza importante. Vi dico che ne abbiamo in parte una testimonianza per quanto riguarda il nuraghe Nolza, perché setacciando la terra dello scavo e facendo la flottazione, cioè setacciando la terra dello scavo con l'uso dell'acqua che permette di far stare in superficie i resti carbonizzati vegetali, abbiamo trovato semi cariossidi di grano tenero, duro. Poi abbiamo trovato la lenticchia, quindi coltivavano anche i legumi. Poi abbiamo trovato anche residui di semi di more e di fico, il che significa che la comunità che viveva nel territorio del nuraghe Nolza, nel territorio che precedentemente vi ho descritto, era dedita all'agricoltura. Pensiamo anche alla pastorizia. Purtroppo gli scavi non ci hanno consentito di recuperare grosse quantità di resti di pasto, di faune, per cui lo studio ancora non è stato fatto. Purtroppo diciamo che i resti di pasto non erano in condizioni ottimali, cioè l'acidità dei suoli li ha consunti e ridotti in piccolissimi frammenti difficilmente analizzabili. Il contesto del Nolza, del nuraghe Nolza nell'ambito più ampio, diciamo nell'ambito nuragico della Sardegna dell'età del bronzo. La posizione centrale proprio alle pendici del Gennargentu, quindi nella Sardegna più interna, non ha impedito questa comunità di essere a contatto con le comunità vicine, cioè quelle che gravitavano nei territori di Samugheo, nei territori più a nord e soprattutto con il meridione della Sardegna. Questo ve lo dico perché
perché studiando la tipologia delle ceramiche abbiamo verificato che nonostante una differenza, soprattutto dovuta all'ornamento, questo nella fase antica, delle ceramiche, per cui nel centro-nord ci sono i tegami decorati con le impressioni cosiddette a pettine. Siamo nel XIV-XIII secolo a.C. Nel sud questo tipo di decorazione non c'è. Però, nonostante questo, le forme dei vasi, la tipologia dei vasi è la stessa. Abbiamo trovato delle ceramiche in ceramica grigia nuragica, che è un tipo di ceramica molto raffinata, un tipo di ceramica fine da mensa, quali per esempio le scodelline o la brocchetta, se Carmen la fa vedere, anch'essa decorata. Eccola qua, Eccola qua. in ceramica grigia, e sono forme che si trovano dappertutto in Sardegna, comprese le scodelline a risega interna che abbiamo trovato, che i colleghi svedesi hanno trovato anche nella città portuale, nell'emporio di Ala Sultan Tekke a Cipro, presso Larnaca. Cosa significa questo? Che il nuraghe Nolza, se pensiamo che il non distante nuraghe Adoni non possiede ceramiche decorate a pettine, fa da cerniera fra la Sardegna nuragica del centro-nord e la Sardegna nuragica del centro-sud, diciamo così, perché appunto le forme ceramiche sono identiche e la tecnologia applicata alla manifattura di queste ceramiche è identica ovunque. Questo ci dice qualcosa, a parte che è un fatto che stiamo verificando un po' ovunque, negli scavi che sono stati effettuati in varie località della Sardegna, dal nord al sud, ma significa soprattutto che probabilmente quella visione di una civiltà nuragica estremamente conflittuale, dove varie formazioni tribali si scontravano l'una contro l'altra, dove il nuraghe viene visto e descritto esclusivamente come una fortezza abitata da militari che difendevano il territorio e da una popolazione circostante nelle capanne. Allora, questo paradigma, che si deve al grande archeologo sardo, grande intellettuale sardo che era Giovanni Liliu, va probabilmente rivisto al corretto. Intanto dentro il nuraghi e quindi anche dentro il Nolza cosa troviamo? Tracce di vita quotidiana, focolari, i resti di pasto, continuità di vita senza episodi che dimostrino l'esistenza della violenza della guerra. Non troviamo tracce di incendio. Trovare delle armi dentro i nuraghi, armi in bronzo ovviamente, è, a quanto ne so io, una cosa abbastanza inusuale, diciamo così. Quindi il paradigma bellicista della civiltà nuragica va probabilmente rivisto e corretto. Quindi a cosa serviva il nuraghe? A cosa serviva il Nolza? Era una struttura che controllava il territorio e le sue risorse, ma non per questo con
una strutturazione nel senso di una violenza strutturale, cioè l'idea che le diverse comunità territoriali si facessero la guerra fra loro non è stata verificata con gli scavi. Il nuraghe Nolza nel panorama mediterraneo. E qui non abbiamo molte testimonianze rispetto ad altri nuraghi, cioè in altri nuraghi abbiamo trovato per esempio dei lingotti di rame che provengono da Cipro, dalle miniere di Cipro, lingotti di rame che provengono dai giacimenti del Monte Sinai, dal Mar Rosso e così via, oppure anche ceramiche che vengono prodotte non localmente, ma che provengono soprattutto dall'Egeo, dalle civiltà egee, quindi da Creta, da Cipro, pochissime, ma da Creta e dall'Argolide, quindi il nord del Peloponneso, abbiamo proprio le ceramiche foggiate in Grecia e a Creta che sono pervenute all'interno dei nuraghi. Abbiamo ormai sempre più testimonianze da questo punto di vista. Cosa significa questo? Significa che dobbiamo tralasciare l'idea di una civiltà nuragica rinchiusa in se stessa, racchiusa da un mare invalicabile, e che l'insularità non è tanto un fattore geografico quanto un fattore storico. Il mare può, a seconda delle vicende storiche, non essere una barriera, ma essere addirittura un ponte che unisce civiltà dalle parti opposte del Mediterraneo. Ormai ne abbiamo testimonianza. Abbiamo la testimonianza della presenza non solo di ceramiche egee nei nuraghi della Sardegna, ma abbiamo la testimonianza da scavi fatti da colleghi altrove di ceramiche nuragiche che si spargono per tutto il Mediterraneo e nella fase antica si rivolgono principalmente verso l'Oriente Mediterraneo, verso l'Egeo. Abbiamo quella che possiamo definire la rotta meridionale, che dal Golfo di Cagliari oppure dalle insenature della Sardegna orientale passavano per il meridione della Sicilia. Sto parlando di Cannatello, che è un sito portuale siciliano presso Agrigento, dove hanno rinvenuto ceramiche nuragiche sia di fattura proprio nuragica, ma soprattutto che hanno la forma delle ceramiche nuragiche, ma sono state foggiate con argille siciliane. Quindi stiamo pensando a genti nuragiche che sono approdate nelle coste presso Agrigento e hanno portato la propria cultura materiale, cioè anche la stessa tecnologia del formare le ceramiche. Da Agrigento, dalla costa meridionale di Agrigento, si viaggiava poi verso o il Nord Africa, di cui non abbiamo assolutamente testimonianze, oppure si viaggiava verso Creta. Il porto meridionale di Commos, che era il porto di Agia Triada, ha lasciato testimonianze in ambienti
minoici di ceramiche che le analisi chimiche delle argille hanno appurato essere di produzione sarda meridionale. Dal meridione di Creta poi si arrivava a Cipro, dove ad Ala Sultan Tekke abbiamo materiale del XIV-XIII secolo di produzione sarda nuragica, ma non solo. Le ultime analisi hanno verificato che parte di queste ceramiche provenivano dal nuraghe Arrubio, dal nuraghe sul Nuragi di Barumini e dal nuraghe Trovas di Luna Matrona. Perché? Sono le analisi chimiche delle argille che ce lo dicono, quindi petrografiche e mineralogiche. In una fase successiva la civiltà nuragica si volge un po' anche verso ovest, fino ad arrivare nelle coste atlantiche della penisola iberica. Sto pensando a Tartesso, Huelva e così via. Quindi cosa significa questo? Significa che non che i nuragici erano dominatori del Mediterraneo, come qualcuno vorrebbe farci credere, ma che essi partecipavano insieme ad altri popoli a quella corrente di scambi, di contatti, che non erano solo di oggetti, ma che erano anche di donne e uomini. Cioè si scambiavano anche le idee. E nonostante questa partecipazione, le comunità nuragiche non hanno assorbito pedissequamente ciò che proveniva dall'est o dall'ovest mediterraneo, ma hanno continuato a conservare nei secoli, nei secoli nei quali è durata la civiltà nuragica, una loro identità culturale, chiamiamola così, che è fatta, che per l'archeologo ovviamente, di cultura materiale. Le idee sono più difficili da trovare nello scavo. Però in base a questa cultura materiale oggi possiamo, diciamo, dare una fisionomia a questa civiltà nuragica, che è simile e differente nelle diverse parti della Sardegna. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che il totale della civiltà nuragica è maggiore della somma delle sue singole parti. Cioè non possiamo mettere insieme un'operazione aritmetica dove 2 più 2 fa 4. Nelle cose umane le cose vanno in modo diverso. 2 più 2 non fa 4, ma fa da 3,8 a 4,2. Cioè c'è una forchetta che si apre e che consente diverse interpretazioni, ma queste interpretazioni devono essere sempre fondate assolutamente sul dato archeologico. Cioè, a dire che partire da un'idea generale e cercare, forzando i dati, di applicarla a quella che è la realtà archeologica è un errore che non in pochi commettono. Vi racconto una storia vera. Nella cosmologia di Friedrich Hegel, famoso filosofo tedesco vissuto fra XVIII e XIX secolo,
si potevano immaginare solamente 6 pianeti che facessero parte del nostro sistema solare. E lui lo scrisse: non ce ne possono essere di più. Nel frattempo, un astronomo inglese scoprì la presenza di Urano, cioè un settimo pianeta. Sapete cosa disse Hegel? Cosa scrisse Hegel? Se i dati contraddicono la teoria, tanto peggio per i dati. Bene, questo è un atteggiamento non scientifico e non accettabile. I dati sono la base e bisogna applicare un procedimento che io chiamo abduttivo, cioè dal dato alla teoria generale, verificare il dato, tornare dalla teoria generale al dato e riverificare in un feedback continuo che consenta alla scienza archeologica di diventare una vera e propria scienza interpretativa. Se no, succede, vi racconto un'altra storiella, come quell'entomologo che partecipò a un convegno internazionale di entomologia e aveva una pulce ammaestrata nella mano destra e fece la sua dimostrazione davanti a tutti i colleghi. Pulce ammaestrata, le dice: pulce salta dalla mano destra alla mano sinistra, e la pulce salta. Le toglie una zampetta, pulce salta dalla mano sinistra alla mano destra, la pulce salta con sempre più difficoltà, fino a quando le toglie tutte le zampette. Pulce salta e la pulce sta ferma. Pulce salta e la pulce sta ferma. Allora l'entomologo tira fuori le sue conclusioni. Con questa dimostrazione abbiamo chiarito che una pulce senza zampe è sorda. Questo per dire cosa? Che la scienza archeologica è una scienza umana, dove bisogna confrontarsi continuamente con il dato e non prendere degli abbagli. Con questo, se mi permettete, se non avete domande, io terminerei. Sì. Ok, allora aspetta che mettiamo così. Perfetto. Guarda, è stata un viaggio partendo da Nolsa fino ad arrivare all'Oriente, impressionante, incredibile. Allora, dico a tutti che di iniziare a scrivere le vostre domande, quindi iniziate a scrivere le vostre domande così le rivolgiamo al dottor Per, anche a Carmen De Logus, se ne avete anche per lei, scrivetele. Adesso passiamo a Carmen che ci dice un pochettino. Nel frattempo che prendo qualche attimo, qualche minuto, vi dico che stanno arrivando tanti saluti da tantissima gente. Anche a te, Mauro, devo dire che, guarda, ci sono domande ai cuoricini che ti salutano, quindi io non lo so. La stessa cosa che sta succedendo anche con Carmen, tantissimi abbracci, tantissimi saluti. Ricambiamo. Ricambiamo senz'altro. Allora, io invito tutti quanti a scrivere delle domande, quindi fate delle domande. È stata fatta prima, però ti faccio un attimino riposare che hai parlato per quasi un'ora, però fate altre domande, così avete l'occasione di avere qua la persona che ha scavato il nuraghe Nolsa, quindi immagino che, insomma, molti di voi sono anche studenti, molti di voi sono anche, insomma, dei professionisti. Se avete delle curiosità, anche delle curiosità, sono qui per rispondere a voi. Detto questo, devo salutare anche, guarda, ci ha salutato, ce l'ha scritto. Guarda, adesso
ti sta salutando, anzi ci sta salutando Emina Usai, che salutiamo tantissimo. Ciao Emina. E poi anche Angela Antona. Sono davvero Ciao Angelo. felice di averle qua, anzi, la anticipo, saranno anche loro ospiti qui prossimamente. La data non ve la dico, però saranno anche loro qui con noi. Benissimo. Sì. Allora, detto questo, nel frattempo che le persone scrivono qualche domandina per voi, io passo la parola a Carmen che ci va a parlare dal punto di vista invece turistico. Quindi, Carmen, voi come Sì. associazione L'Autuabis fate diverse cose per i turisti, organizzate diversi, racconti qualcosina e facciamo un po' di promozione a questo luogo che merita perché è davvero bello. Cioè, è anche paragonabile, come ha detto il dottor Perra, al Barumini, cioè per la complessità, la grandezza, l'importanza. Quindi merita davvero tantissimo di andare a visitarlo. Io devo dire una cosa, quando sono venuto lì, l'ho detto, mi ricordo il giorno dopo, in una diretta, in una live, per me venire lì è stato come proprio un'esperienza turistica, perché sono passato per borghi, per piccoli paesini che non avevo mai visto, fino Hai ad arrivare attraversato lì. quel pezzo di Sardegna. Ho attraversato un pezzo di Sardegna antica, devo dire, bellissima, fatta di chiese, chiesette, borghi, murales, fino ad arrivare lì e poi trovarmi davanti in quota, a quell'altezza, davanti a un panorama strepitoso dove davanti a me c'era il nuraghe e poi dietro un panorama bellissimo. Quindi davvero un posto da andare a visitare. Raccontaci un po' cosa organizzate lì. Sì, io allora partendo da questa immagine che se vuoi condividere, che rende assolutamente tutto quello che Ecco qua. dottor Perra ci ha descritto, cioè dell'imponenza appunto di Nuraghe Nozza, da qua si vede benissimo la sua altezza, ma anche le sue caratteristiche, diciamo. Sì. Eh, Vedete, qua ancora meglio perché si vede proprio il cucuzzolo, come abbiamo detto, denominato cucurunolza, proprio perché Nolza è sempre esistito in sostanza, nonostante fosse comunque ancora interratto. Questo è il paese di Meana che si vede all'orizzonte e giù in fondo si vedono i monti alti del Nuorese. Questa è solamente una parte di quello che abbiamo detto che si vedeva, perché tornando un pochino indietro, eh, sul versante che domina appunto la parte occidentale della Sardegna, passiamo dalla Giara, che si vede praticamente tutta, si vede benissimo l'Arquento, il Monte Arci, possiamo percepire addirittura il mare, la costa del Sinis, saliamo verso il Montiferru, insomma, Campeda, si vede praticamente mezza Sardegna. Io quando sono lì, ripeto, indico, ma perfettamente si riescono a percepire e a dominare tutti queste vette insomma più alte. Arrivando, come mi hai chiesto, a parlare di quello che in realtà a Nolza, diciamo, quello che Nolza offre. Prima di tutto, la cooperativa è una cooperativa che ha sempre gestito l'area archeologica, sin dal principio. Dopo che Dottor Perra ha concluso gli scavi, sono subentrati loro appunto con la valorizzazione e la gestione. Quindi tutto quello di cui ha bisogno un'area archeologica che a parer mio potrebbe tranquillamente diventare anche un parco archeologico perché racchiude tutte le caratteristiche appunto che si possono ricercare in un'area archeologica. Poi a primo impatto, questo è quello che vi dico perché mi trasmettono anche i visitatori. L'impatto è sicuramente positivo, ma perché si percepisce il paesaggio, la natura, la storia, tutto insieme. Quindi vi invito in questo piccolo frangente a venire a trovarci. Comunque dicevo che la cooperativa Ortuavis, di cui io faccio parte, ha una storia ventennale. Questa è un'immagine dell'ingresso dell'area archeologica. Vedete? Sì.
c'è un vastissimo parcheggio, è facile arrivarci perché forse non abbiamo detto che Nuraghenolza dista circa 8 km dal paese. È una strada però facilmente percorribile. Già Mario, tu che sei venuto a trovarci senza nessuna indicazione puoi confermarlo. C'è l'indicazione, sono le indicazioni che sono comunque percepibili in una strada di penetrazione agraria, quindi bisogna stare attenti. Ma se volgiamo lo sguardo verso l'alto, Nolza lo riconosciamo sicuramente. Questa è l'area accoglienza, ovviamente dove facciamo, strappiamo i nostri biglietti, diciamo così, ed è ricca anche di un bookshop. Comunque, tra le varie cose che la cooperativa nell'arco degli anni diciamo, ha deciso e anche alla fine portato a termine, ha deciso di fare, sono oltre la classica visita, la consueta visita guidata, vedete, questo è un momento particolare di una giornata molto bella che abbiamo organizzato tempo fa per le giornate europee del patrimonio. Quindi, oltre alle classiche visite guidate che si possono comunque fare anche con l'utilizzo dell'audioguida anche in lingua, quindi in qualsiasi momento voi veniate, la porta, il cancello è sempre aperto, io dico sempre così. Questa è un'immagine bellissima che racchiude appunto quello che è la porta che dicevamo anche prima verso la civiltà che in qualche modo Nozza all'interno del centro Sardegna rappresenta, perché vabbè, non voglio essere ripetitiva, però Nozza è l'unico nuraghe quadrilobato sinora, perlomeno quello che è stato scavato sinora, nel centro Sardegna, quindi la sua maestosità è anche anche dato da questa. Noi organizziamo sicuramente, abbiamo sicuramente una vasta scelta per il nostro piccolo, nel senso che purtroppo noi nella nostra realtà non abbiamo un numero di visitatori che ci permette di avere una grande conoscenza. Tant'è vero che questa è un'occasione che noi abbiamo voluto cogliere appunto per presentare Nuraghenolza, perché merita sicuramente. Quindi tra le varie cose abbiamo escursioni sia nel territorio di Meana. Come abbiamo detto, il territorio di Meana ha appunto delle particolarità perché si passa da un'alta collina appunto monti importanti come può essere il Monte Sant'Elia che supera anche i 1000 metri. Tant'è vero che si possono fare appunto delle escursioni ma anche del trekking a Monte Sant'Elia. Vedete, queste sono delle immagini sempre durante le escursioni. Sotto il Nuraghenolza, cosa che probabilmente questa, sappiamo tutti, passa la ferrovia. Questa è la stazione di Ortuavis, appunto dal quale prende il nome anche la stessa cooperativa, perché la stazione di Ortuavis è localizzata nella foresta Ortuavis, che è una foresta appunto molto bella, che segna anche il confine con l'Acconi. Vedete, questo è un particolare di una fonte, non si sa da dove nasca quest'acqua, appunto che si può ritrovare. Quindi noi organizziamo queste escursioni anche sempre nel territorio di Meana. Il piccolo borgo di Meana ha tantissime cose da vedere, quindi organizziamo anche su richiesta, su prenotazione, eccetera, visite personalizzate nelle chiese. Sono 7 le chiese in un paesino abbastanza, diciamo, piccolo, per cui aveva anche la sua importanza a suo tempo, molto, molto belle. E poi organizziamo quelli che sono i laboratori di archeologia, sia archeologia appunto con lo scavo simulato che con la lavorazione della ceramica. Questa è proprio l'area dello scavo, dove sono venuti a trovarci diverse scolaresche. Questo è un altro particolare della nostra area. E poi organizziamo anche laboratori dell'argilla.
non solo lo organizziamo appunto nella nostra sede, chiamiamola così, ma nell'area archeologica, ma spesso e volentieri in collaborazione con altre, nello specifico abbiamo collaborato con la Biblioteca di Meana, dove praticamente abbiamo raggiunto la scuola, noi operatori, dopo una lettura di un'introduzione della preistoria della Sardegna e nello specifico ovviamente della regione in cui ci troviamo, poi hanno prodotto il loro manufatto. Spesso si fanno riprodurre anche delle, come diceva Mauro, sono stati diversi i materiali che sono stati ritrovati. È stata ritrovata addirittura una statuetta di Dea Madre, femminile di Dea Madre nel territorio tra Mena e Zara, nella località Polu. Quindi anche questo è un motivo per far conoscere le nostre nuove future generazioni quello che c'era nel territorio, dopo tutto, vedete? Queste sono Sì. sempre immagini con tecniche ovviamente conosciute. E poi organizziamo anche degli itinerari nell'area della Barbagia Mandrolisai. In questo caso ne ho messo una, ma giusto perché si parla di archeologia. E sono diciamo, le principali tappe archeologiche del nostro territorio. Bellissimo. Questa sì, sono delle foto molto rappresentative, questa è fine estate, perché siamo a 750 metri d'altezza, quindi in inverno c'è abbastanza freddo, ma durante l'estate c'è abbastanza caldo. Vedete l'aridità anche del terreno, però l'aridità del terreno spesso ci permette anche di leggerlo, questo terreno. Tutto intorno, questa è una foto appunto sul versante nord di Nolsa, vedete, questa è fatta praticamente dalla strada per raggiungere Nuraghe e Nolsa e come vi ho detto prima, volgendo lo sguardo su in alto, Nolsa è percepibile. È un'area, conoscete il Mandrolisai, quindi abbiamo una produzione oltre agropastorale anche vitivinicola e questa è la zona, diciamo, del paese che più la caratterizza. Questa è un'altra immagine, questa è la parte sul versante est che racchiude l'area, la parte del confine tra la Barbagia e il Sarcidano. A circa 3 km in linea d'aria da qua, ovviamente non è percepibile, però è presente, perché anche questo è molto importante, Fontana Raminosa che Sì, con la quale anche esatto. speriamo di collaborare per eventuali escursioni, che è appunto la menina di rame più importante del centro Sardegna. Niente, io ho voluto mettere diverse immagini di Nolsa, ma non per svelarvi la sua maestosità, ma per il semplice fatto che è molto bello anche da È vedere. Poi, bellissimo. visto di persona, ovviamente ci sono altre cose da ammirare. E comunque è bello in ogni stagione, perché in questa stagione in cui ci troviamo ora è bello da vedere, ma come potete vedere anche durante l'inverno, questa è l'ultima Sì. nevicata del 2017, merita sicuramente. Volevo inoltre dirvi, visto che Gian Mario me lo permette, vi aggiorno sugli orari. Come la Sì. maggior parte dei siti gestiti dalla Sardegna siamo aperti dal lunedì al venerdì, quindi solo durante la settimana, Sì. sino ad avere news, diciamo così, per l'apertura durante anche il fine settimana. Però diciamo che tutto sommato magari abbiamo anche bisogno di prendere aria fresca, i visitatori ci stanno raggiungendo, ma ovviamente il fine settimana è quello che per noi più importa. Niente, questa è un'altra bellissima immagine. Io colgo l'occasione anche per ringraziare le persone che spesso sono molto disponibili a donarci le loro immagini, sia visitatori, sia appassionati, sia di Meana, ma anche non solo di Meana. Ci lasciano le loro foto, ovviamente siamo, Sì. noi diciamo, le condividiamo molto volentieri anche nelle nostre pagine Facebook, quindi loro sanno, se hanno visto le foto, i loro scatti. Niente, Esatto. questo è quanto per l'area Ok. archeologica di Nuraghe e Nolsa.
Posso Allora, interloquire? Certo sì, che come sì. no? Allora, quella del Nuraghen Olta è un'operazione riuscita, ma è Mm. riuscita perché è stata pensata. Cioè, fin dal 94, quando ho cominciato con gli scavi, ho pensato che l'area archeologica potesse e dovesse essere conosciuta. Il discorso fondamentale è questo: la valorizzazione viene sempre dopo la tutela, prima di tutto, e ancora prima c'è la conoscenza, cioè la ricerca. Questi tre momenti non vanno mai separati. Si può valorizzare ciò che si conosce e ciò che si tutela. Se non ci sono queste fasi, la valorizzazione non riesce. Questo lo dico perché oggi si tende a separare il momento della valorizzazione da quello della tutela e da quello della ricerca. Questo è un errore gravissimo, gravissimo, perché finora, fino a poco tempo fa, questi tre momenti sono stati uniti, imbricati fra loro, no? Cioè proprio strettamente connessi. Oggi non è più così, ahimè, e la cosa mi preoccupa non poco. Quando dicevo che l'abbiamo pensata fin dall'inizio così, pensate che solo dopo 4 anni di campagne di scavo si è pensato subito alla gestione dell'area e si è affidata appunto alla cooperativa Ortuavis. Ma questo perché precedentemente l'area era stata sottoposta a indagine archeologica e precedentemente era stata tutelata dall'allora soprintendenza di Nuoro, di Sassari e Nuoro. Quindi un particolare ringraziamento lo devo al sindaco di allora, Nino Cogoni, che ha creduto in questa iniziativa, fortemente creduto in questa iniziativa, e ha fatto di tutto perché l'area archeologica diventasse un'area fruibile per portare a conoscenza la storia di un monumento, che è la storia di un monumento della Sardegna centrale, come abbiamo già detto, della Sardegna delle montagne o delle alte colline, che racconta una storia leggermente diversa rispetto a quella di altri siti archeologici. Con questo voglio dire che non è vero l'assioma visto un nuraghe, visti tutti. Ogni nuraghe, se può, se è stato scavato decentemente, racconta una sua storia che va messa vicino alle storie di tutti gli altri nuraghi. Questo per raccontare la storia più globale della civiltà nuragica in Sardegna. Io mi auguro, guarda, quello che hai detto tu è importantissimo. Io mi auguro che, come ha fatto questo sindaco che tu hai ringraziato, lo possano fare altri sindaci sparsi per la Sardegna che hanno dei monumenti bellissimi, incredibili, ma che sono lasciati a se stessi. E questo davvero mi lascia senza parole quando vado in giro e vedo dei posti incredibili, senza guida, senza tutela, senza valorizzazione, senza niente di niente. Io spero che, come ha fatto questo sindaco che tu hai citato, ce ne siano altri che lo prendano a esempio e investano un po', perché poi ritornerà tutto col passare degli anni, la cultura
è un investimento economico che poi porterà a qualcosa, bisogna crederci. E io penso anche che i piccoli comuni, per loro questa è una grandissima risorsa, la cultura, non devono andare a cercare chissà cos'altro, non devono andare a inventare chissà cos'altro. Molte volte hanno dei siti archeologici che valgono oro, ma non se ne rendono conto. Eh, Sono d'accordo. Il problema è questo, che negli ultimi decenni c'è stata una progressiva svalutazione della cultura. Questa in tutte le sue più ampie accezioni, dall'arte al teatro, all'archeologia, all'antropologia, eccetera. Perché? Perché si è pensato ad essa come alla cultura, cioè come un qualcosa di superfluo, che in momenti di crisi può essere tranquillamente abbandonata. Questo è un ragionamento sbagliato che ha avuto la sua stigmatizzazione con la frase di un ministro della Repubblica che disse che la cultura non riempie lo stomaco. Non è più nell'attuale governo, ma spero che sia stato degnamente sostituito. Posso raccontarvi un'altra storia, che è una storia molto vecchia, cioè su come funziona la cultura. La cultura non ha i tempi degli uomini politici in genere. Questo perché lo dico? 500.000 anni fa, minuto più, minuto meno, in una caverna presso Pechino, l'Homo erectus ha imparato a domesticare il fuoco. Non ha imparato a conoscerlo, a domesticarlo. Con questa scoperta culturale, va bene, ha imparato a cucinare, a cuocere i cibi. Da allora sono passati i millenni e si è trasformato il nostro apparato gastrico e il nostro viso, nel senso che abbiamo perduto quell'apparato masticatorio possente che avevano l'Homo erectus e poi l'uomo di Neanderthal, va bene, a favore dello sviluppo della parte prefrontale e quindi della zona del cervello che chiamiamo neocorteccia, che è deputata al linguaggio e all'uso delle mani, alla manipolazione. Cioè, grazie a quella scoperta culturale, noi oggi osiamo definirci Homo sapiens sapiens. Quanto ci ha messo la cultura a lavorare sul nostro corpo? Questo è anche per dire che separare la biologia dell'uomo dalla sua cultura è un'operazione che non serve a niente e che non porta da nessuna parte. Cultura e natura, cultura e biologia nell'uomo sono imbricate, sono la stessa identica cosa. Allora, adesso qua abbiamo qualche domanda, vediamo un po'. Allora, vado un po' indietro, ce n'era una che è stata fatta un po' all'inizio, eccola qua. Allora, questa è una domanda che fa Rinaldo e chiede: ho notato una sorta di scala che è veramente troppo angusta per essere considerata una scala come usualmente la definiamo. Mi sai dire due parole su questo vano? Allora, il vano scala si apre sull'ingresso, dopo un ambientino della seconda fase costruttiva del nuraghe. Questo bisogna precisarlo.
cioè quella fase costruttiva che vede l'addizione di 2 torri e 2 cortine in porfido. Questa scala porta poi, attraversando la cortina che volge verso sud, porta poi verso il cortile sopraelevato. In effetti, eccola qua la scala, mentre a destra vedete l'ingresso a una delle torri in porfido. È una cosa caratteristica questa del Nolza, cioè le 2 torri in porfido non erano collegate fra loro attraverso la cortina, ma con in una bisognava, questa che vedete adesso, entrare nell'ingresso che vedete a destra, entrare nell'ambientino e poi arrivare fino alla torre, che è una delle più scombiccherate che abbiamo purtroppo. Mentre a sinistra di questa torre si apre la scala che porta verso il cortile. Dal cortile poi, nel cortile si apre una scala molto ripida, piuttosto pericolosa, che porta poi in discesa verso l'altra torre in porfido. Quindi è una struttura ripensata, rimodulata. Eccola, la vedete, la torre, la scala che conduce alla torre in porfido, dal cortile fino alla torre in porfido. È una struttura ripensata, dove probabilmente sotto questi rifacimenti c'è il nuraghe più antico, ma chiaramente oggi non lo possiamo più vedere. Sì. Allora, poi una domanda al volo. Nemo ti chiede, sono stati individuati dei pozzi? No, ancora no, perché l'area non è del tutto scavata, cioè per Ok. esempio c'è anche il villaggio completamente da scavare, ne abbiamo le tracce, ma solo una capanna è stata scavata ed è stata abbondantemente rimaneggiata in età romana, per cui non abbiamo più le testimonianze nuragiche. Per esempio, non sappiamo ancora se ci fosse veramente un antemurale. Io penso di sì, ma deve essere ancora messo in luce, cioè gli scavi nel Nolza, una volta cominciati nel 94, non devono conoscere interruzioni, con piccoli sacrifici, come li abbiamo fatti negli anni 90, dove l'amministrazione comunale metteva a disposizione i fondi per la disoccupazione. Io ho lavorato con tanti giovani disoccupati di Meana, e più che utilizzarli per altre cose, più o meno aleatorie, sono stati utilizzati. Aiutavano gli scavi. Sì, sì, sì. Bello, sì. Allora, poi, allora, infatti c'è Fabio che ti diceva prima, mentre tu eri nella spiegazione, ti diceva quando uno scavo può essere considerato finito? Forse mai. Quando può essere considerato, scusa, non ho sentito. Quando, sì, quando uno scavo possiamo dire che è finito, che è concluso? Forse mai. Ma guardate, gli scavi che sto facendo io e quelli di gran parte della Sardegna nuragica, a meno che non si tratti lo scavo, per esempio, di una capanna o di una Domus Deianas, eccetera, che ci si concentra per un breve periodo. Lo scavo Sì. di un nuraghe dura sempre, per generazioni di archeologi, e non ho la presunzione di dire di aver concluso lo scavo. Allora, poi Alex ti chiede, eh, sono stati trovati o hai indizi di forni per le ceramiche, per la fusione dei metalli?
Allora, forni per le ceramiche, no, perché pensiamo che le ceramiche venissero cotte in fossa, cioè venissero scavate delle fosse sul terreno, si mettessero i reperti ceramici ancora non cotti, dopo essere stati esposti al sole per asciugare un tantino, e poi ricoperti dentro la fossa con delle frasche cui veniva dato fuoco per portare a temperatura la cottura delle ceramiche, che si aggira fra gli 800, 850, 900 gradi. Quindi forni in muratura per le ceramiche in tutta la Sardegna nuragica non li abbiamo mai trovati. Forni per scusate, la batteria sta andandosene e quindi Sì, devo mettere la corrente. certo. Dicevo, forni per la metallurgia. Sì, Difficilmente si conservano, perché a differenza dei forni per le ceramiche richiedono temperature talmente alte che li distruggono, per cui difficilmente si trovano le tracce di sì. questi forni. Io ne ho visti pochissimi che si conservassero veramente, tanto da far capire che ci fosse un'attività metallurgica. Questa però ce l'abbiamo, perché abbiamo le matrici di fusione sparse un po' in tutta la Sardegna. Abbiamo i reperti metallici, quindi un'attività fusoria sicuramente C'era. esistente. Ok, allora, poi c'è un'altra domanda che fa Katia e chiede, mi chiedo con quale tecnica hanno trasferito le pietre per costruire i nuraghi. Bel problema, bel problema. Per nuraghi bisogna intendere nuraghi che sono costruiti con materiale lapideo diverso, e ci sono delle pietre facilmente lavorabili anche con i metalli a disposizione allora, cioè il bronzo in modo particolare, quindi scalpelli, cose del genere. Penso alla trachite, o meglio l'ignimbrite, che è facilmente lavorabile. Anche nella preistoria, i menhir di Laconi, per quanto la metallurgia allora fosse agli albori, sono lavorati sull'ignimbrite. Ma ci sono anche rocce che sono difficilmente lavorabili. Penso al granito e penso anche al basalto. Sono rocce particolarmente dure e mi riesce difficile pensare che uno scalpello in bronzo possa facilmente lavorare questo tipo di roccia. Per cui penso forse più probabilmente, ma le mie sono, vi ripeto, sono semplici illazioni, anche perché non c'ero quando lavoravano le pietre. Forse utilizzavano un tipo di roccia ancora Più più dura. degli scalpelli, con un tipo di roccia ancora più dura rispetto al basalto e Sì. al granito. Allora, questa è una domanda che, guarda, sta calzata. Allora, il dottor Perra chiede Nemo, cosa avrebbe migliorato nelle indagini di scavo, tenendo conto delle disponibilità tecnologiche? Cosa si sente di consigliare alle comunità locali per poter indirizzare la ricerca nei loro territori? Allora, il mio consiglio è questo, e riprendo il discorso che ho fatto Sì, proprio quando ho cominciato a interloquire. Quando si comincia una ricerca in un monumento archeologico,
bisogna contemporaneamente pensare alla tutela e alla valorizzazione. Cioè, fare la ricerca fine a se stessa può essere interessante per l'archeologo, ma non per la comunità. Voglio dire questo, che questi lavori di indagine archeologica vengono fatti grazie a finanziamenti pubblici, non privati, perlomeno qui in Sardegna è così. Al pubblico dobbiamo rendere informazioni, dobbiamo rendere conoscenza di quello che si sta facendo, non solo per questioni di trasparenza, cioè per sapere come spendiamo il denaro pubblico, ma proprio per espandere il più possibile la conoscenza di questi monumenti e farli diventare cultura popolare. Quando si pensa a una ricerca e alla tutela di un bene culturale, bisogna pensare al problema della gestione. Cioè, è inutile pensare alla struttura, per esempio, di un museo. Abbiamo una casa settecentesca che potrebbe essere adibita a museo. Abbiamo i reperti dello scavo, abbiamo i reperti, i beni culturali che possono essere esposti, abbiamo il finanziamento per l'allestimento, ma poi se non c'è nessuno in biglietteria, se non c'è nessuno che fa la guida, se non c'è nessuno che accoglie i visitatori e gli spieghi, e spieghi quello che è il contenuto delle ricerche fatte, allora l'operazione non vedo come possa essere portata avanti. Bisogna pensare subito al problema della gestione. Veramente Qua, d'accordo. sì, qua una cosa per Carmen. Allora, adesso non mi ricordo chi è il nome, è un po' indietro nei messaggi, ma qualcuno ha scritto che il Nuraghe Nolza è tra i pochi dove si può entrare anche con gli animali, è giusto? Cioè col cane. Certo, abbiamo anche due ospiti noi, quindi perché no? Esatto, me lo ricordo. Allora, ho anche io una domanda, però ne faccio altre due che hanno scritto qua prima, poi faccio la mia. Allora, vediamo un po'. Marco chiede, io non so di questa cosa, però Marco chiede, in una trasmissione televisiva che ho visto dedicata al nuraghe Nolsa, si era introdotta una telecamera in una fessura evidenziando un altro ambiente del nuraghe. Ci sono delle novità? Chi risponde, Carmen o io? Tu. Posso rispondere che è difficile penetrare in questa struttura, che è una delle strutture più antiche, dove c'è una feritoia nella quale è penetrata la telecamera, ma siccome non ha collegamenti con l'esterno questa torre, bisognerebbe scoperchiare la Tolos, ed è una cosa che io non mi sento assolutamente di fare. A proposito di Tolos, allora, Katia ti chiede, ma come hanno portato le pietre a quell'altezza per formare la Tolos? Cioè a 15 metri, 20 metri, come hanno fatto? Ripeto, io non c'ero, quindi le mie sono semplicemente Supposizioni. supposizioni. Supposizioni che si basano sul fatto che sappiamo con precisione che avessero degli animali da tiro, non il cavallo, ma i bovini, che in un sito sassarese hanno fatto le analisi dei resti ossei delle zampe e hanno verificato che avevano delle formazioni artrosiche dovute a un super lavoro continuato nel tempo, cioè
utilizzavano la forza di trazione animale, ma quasi certamente in legno, in qualche modo, avessero anche dei sistemi per sollevare le pietre con il sistema, per esempio, dei contrappesi, tanto per fare un esempio, no? E metterle in fila una sopra l'altra. Tenete poi presente che man mano che si cresceva verso l'alto, il peso specifico e le dimensioni delle pietre decrescevano, per cui il lavoro poteva essere più o meno semplificato in questo senso. Ok, ho capito. Allora, vediamo un po', c'era una domanda. Ah, questa qua è curiosa. Ehm, la fa Silvia. Allora, qua mi è sparita, dov'è? Eccola qua, Silvia. Dottor Perra, secondo lei, 6 anni fa, invece di smettere praticamente gli scavi, le avessero consentito di continuare a scavare fino a oggi, cosa si immagina di aver trovato? Cioè, chissà cosa avrebbe trovato. Ma diciamo che adesso il mio motto è largo ai giovani. Io ho dato quello che potevo dare, l'ho fatto volentieri, ma diciamo che adesso è il caso che altri prendano le redini, nuove generazioni prendano le redini prendano il bastone del comando. Per quanto mi riguarda, spero che le nuove generazioni di archeologi si rendano conto che il paradigma dell'archeologia è cambiato negli ultimi decenni. Quel che voglio dire è questo, che lo scavo è distruttivo, cioè una volta che noi eliminiamo lo strato non lo possiamo più ricostruire in laboratorio. No? Questa è la grande differenza con le hard science. No? Dobbiamo ricavare dallo scavo il maggior numero di informazioni possibile e in questo ci aiuta l'archeometria, cioè bisogna fare delle analisi specifiche sui reperti che troviamo, per esempio paleobotaniche, zooarcheologiche, chimiche, chimico-fisiche, biochimiche, tutto quel che si può fare per raccogliere il maggior numero di informazioni possibile da un'operazione distruttiva come lo scavo archeologico. Forse Silvia, cioè, non so se era Silvia o meno, voleva, magari pensava cosa tu immaginavi che ci sia ancora sotto, e cosa immagini che ci sia ancora sotto, secondo Sì, me. Io l'ho intesa anche così. Ma io credo che la cosa più importante che mi piacerebbe molto scavare è il villaggio, cioè il villaggio, sì. il borgo nuragico che stava attorno al quadrilobato. Questo perché? Perché ancora non abbiamo fatto un lavoro di analisi specifico. Per esempio, i resti di pasto della torre centrale sono relativi ad animali più giovani, c'è il cervo e nelle capanne non c'è, nelle capanne magari ci sono animali più vecchi, cioè indagare su quella che era la Riscontro. struttura sociale della comunità che gravava attorno al nuraghe, cioè le differenziazioni sociali. Non pensiamo a una specie di comunismo primitivo della civiltà nuragica. Bisogna fare analisi specifiche per vedere se esisteva una frangia di popolazione di rango
e altre frange di popolazione magari subordinate. Questo dobbiamo ancora dimostrare. Sì. Io, ma sul villaggio attorno al quadrilobato, io quando sono venuto lì, e Carmen mi ha mostrato tutta l'area, come faceva a nascere un villaggio attorno al quadrilobato se praticamente a pochi metri c'è proprio già lo strapiombo quasi? Cioè, anche questo mi sembra una cosa un po' complessa. Beh, si estende molto di più verso ovest e nord-ovest che non verso lo strapiombo. Ok, Non erano così pazzi da costruire nello strapiombo, però c'è una grossa parte di villaggio che è ancora sepolta, che dà verso ovest, nord-ovest e così via, che è sepolta, che noi non vediamo, sì, ma che abbiamo sondato, abbiamo trovato le tracce, non è che me lo sto inventando. sì, sì, Abbiamo trovato le tracce del villaggio e abbiamo lasciato le cose così come stanno perché lì si richiede un intervento ad hoc su queste strutture che sono anche delicate, per cui bisogna pensare anche al consolidamento nel momento in cui si scava, e quindi questo sarà il compito delle generazioni future. allora ti faccio due domandine, poi l'ultima di Ludo. Allora, le domandine che ti voglio fare io sono queste. Io, quando tu hai scavato, hai trovato degli oggetti, giusto? Sì, Diversi certo, oggetti. certo. Allora, io ti chiedo la stessa cosa che ho chiesto anche quando ero con Angela Antona, ti faccio la stessa domanda. Cosa hai provato nel momento in cui tu toglievi l'erba, cioè toglievi gli strati di terra, arrivavi lì e trovavi il pezzo di ceramica o il bronzetto? Cioè, che sensazioni ti dà? È una cosa incredibile, immagino. Beh, questa è la bellezza del mestiere, è che spesso e volentieri ogni giorno dello scavo ci sono delle novità. Poi la finalità dello scavo non è solo quella del trovare il bronzetto o il pezzo di ceramica che ti Sì, racconti una storia, no? È importante anche il momento dello scavo, per esempio del crollo del monumento, che va condotto scientificamente. Perché? Perché i crolli attorno al monumento non sono la testimonianza dello tsunami, come qualcuno ha detto, e vorrei vedere uno tsunami a 740 metri sul livello del mare, ma sono la testimonianza della fine della vita di un monumento e ci sì. raccontano la storia proprio della fine dell'occupazione di un sito, e quindi anche questi vanno scavati scientificamente. Magari la soddisfazione è minore rispetto al rinvenire un pugnaletto in bronzo o una spada votiva, ok, o il bronzetto classico, però l'emozione, per quanto mi riguarda, è sempre la stessa, cioè tirar fuori le pietre che sono crollate dalle parti alte che non vediamo più del nuraghe è altrettanto importante e va fatto con particolare attenzione. Ho un'ultima domanda che è di Ludo e lui ti chiede, questa è abbastanza tecnica, ti chiede cosa si può scoprire se si analizza l'impasto della ceramica. Beh, vanno fatte delle analisi particolarissime e anche complesse, perché sono in parte distruttive. La petrografia e le analisi mineralogiche, insieme alla geologia del sito, ci danno informazioni
Intanto sulla tecnologia utilizzata, sulle tecniche di manifattura, di cottura, a che tipo di temperatura si è arrivati per cuocere il vaso, eccetera, eccetera. Ma ci danno informazioni anche sulla provenienza. Vi faccio un esempio. Già parecchi anni fa, con la collega Giusy Gradoli, abbiamo messo su un progetto per l'analisi petrografica e mineralogica dei reperti ceramici, soprattutto le ceramiche da fuoco, ma non solo, del nuraghe Arrubio di Orrori. Sono stati studiati 350 campioni e abbiamo stabilito che la gran parte della produzione ceramica veniva fatta in loco. Se non avessimo fatto quelle, anche se c'erano dei vasi che provenivano da 70 chilometri di distanza, da giacimenti di argille distanti 70 chilometri di distanza, se non avessimo fatto queste analisi, che poi sono state estese anche ad altri nuraghi, non avremmo potuto collaborare con il collega Peter Fischer dell'università svedese, che dirige gli scavi ad Ala Sultan Tekke, e scoprire che alcune ceramiche, in particolare delle scodelline in ceramica grigia, provenivano proprio dal nuraghe Arrubio. Cioè è qui che cambia il paradigma. Prima si diceva sulla base della forma, no? Della tipologia del vaso, ma questo è nuragico. No, le analisi hanno dimostrato che le scodelline di Ala Sultan Tekke, le analisi chimiche, fisiche, eccetera, eccetera, hanno dimostrato che vengono dall'Arrubio, e da lì non c'è illazione possibile, cioè è dimostrato scientificamente. Bellissimo. Allora, si è aggiunta qualche domanda? Allora, vediamo un po'. Allora, ti faccio le ultime due e poi chiudiamo. Allora, una di Pierluigi, che però hai parlato prima e hai risposto. Non so se vuoi aggiungere qualcosa sul fatto che sono stati trovati a Nozza dei coach che possono suggerire rapporti con altre aree del Mediterraneo. Questo ne ha parlato prima. Al momento no, ma ripeto, gli scavi non sono ultimati e ne attendo altre sorprese. Quello che abbiamo per certo è che il Nolza era molto fortemente in contatto con altre comunità nuragiche della Sardegna meridionale. Per ora abbiamo solo questo. Poi l'ultima domanda di Ugo e chiede, anche questa è un po' abbastanza tecnica: per garantire il maggior numero di informazioni possibili durante gli scavi, non pensa sia meglio organizzare delle equip di scavo multiprofessionali composte non solo da archeologi, ma per esempio da biologi, geologi, eccetera? È quello che ho sempre fatto. Io ho sempre pensato che fosse finito il tempo dell'archeologo che si piazza sul cocuzzolo del nuraghe e sa spiegare tutto. I risultati sulle analisi carpologiche del Nolza, cioè i resti di grano tenero duro, le lenticchie, le more, i fichi, sono stati fatti non da me, ma da un mio collega del CNR di Montpellier, Philippe Marenval, che è uno specialista della materia, è carpologo ed è esperto in alimentazione antica. Questo significa che quel cambiamento di paradigma di cui parlavo prima significa che l'archeologo deve essere affiancato e coadiuvato
da tutta una serie di figure professionali che lo aiutino a trarre maggior informazioni possibile dallo scavo. L'archeologia non è più solo la trawl e scavare, ma è tutto quello che avviene dopo anche in laboratorio. Sì, e questo mi è piaciuto che l'hai detto, perché in tanti si mettono sempre mille problemi, fanno mille questioni, invece è chiaro che anche gli archeologi stessi non è che vanno lì con la piccozza e sparano delle teorie, cioè dietro c'è un equip dove ognuno studia la ceramica, l'architettura, insomma è abbastanza complessa la questione. Allora, io Certo. vi... Sì. Allora, Carbon, vuoi aggiungere qualcosa? No, io vi ringrazio di nuovo, tutti e due, e tutti coloro che ci hanno seguito, e io ovviamente vi aspetto a Nozza con tutti i miei colleghi. Allora, speriamo che al più presto si possa visitare questi luoghi bellissimi anche il sabato e la domenica, che adesso purtroppo non si può. Anch'io ricevo tante volte durante il fine settimana dove mi consigli di andare? Secondo te posso andare? Purtroppo tanta gente ancora non sa che il sabato e la domenica sono chiusi, Dobbiamo quindi portare pazienza. esatto, speriamo al più presto che tolgano questa restrizione. Io vi ringrazio tantissimo. Mentre parlavate, vi dico che ci sono tantissimi complimenti a tutti e due, da tantissime persone che vi fanno i complimenti per la chiarezza, per l'esposizione, per i dati, insomma, per tutto quanto. Quindi fanno tanti complimenti e penso che molti di queste persone siano o studenti di archeologia o già laureati che magari fanno la professione. Quindi fanno tantissimi complimenti a tutte e due. Io vi ringrazio Grazie, tantissimo. grazie. Carmen, ci rivediamo presto a Nozza, al dottor Perra, ringrazio tantissimo, questa è stata un'occasione davvero incredibile e bellissima per tutti È quanti, sempre un piacere, sì. ascoltare questo viaggio, perché è proprio un viaggio che è partito da Nozza, siamo arrivati nel Mediterraneo, insomma, sia per gli appassionati, ma anche per chi studia archeologia, è stato interessantissimo. Grazie a tutti e due. Io saluto tutti quanti, Grazie a ringrazio tutti tutti voi. quanti quelle persone che ci hanno seguito e ci vediamo presto. Grazie a tutti. Grazie, grazie. Ciao, a Ci presto. vediamo. A presto.